incontro di un ciclo di incontri che ci permetterà di entrare nel vivo delle opportunità del PNRR per gli enti locali del Veneto. Vi ricordo a tutti che, visto anche il numero consistente di iscritti, il webinar sarà registrato per poi essere messo a disposizione di tutti i partecipanti. Per qualsiasi tipo di interazione vi preghiamo di scrivere nelle chat per poi quindi sottoporre agli esperti che saranno qui presenti con noi oggi la possibilità di rispondere e darvi una pronta risposta alle vostre domande. Lascerei subito la parola all'assessore dell'Agenda Digitale del Veneto, Francesco Calzavara, che fa i saluti, benvenuto, e ci inquadra anche il tema del PNR rispetto anche alle strategie regionali sul digitale. A lei, assessore. Pronto? Non sentiamo. Il microfono è spento. Assessore, eccolo qua. Adesso la vediamo. Iniziamo bene. Rinnovo il buongiorno a tutti. Un grazie al presidente dell'ANCI, Mario Conte, con il quale stiamo costantemente dialogando su temi come quelli del digitale, ma su tutti i temi che riguardano il piano nazionale per ripresa e resilienza, perché la preoccupazione è notevole. Il digitale è uno dei temi centrali del piano, ma ci sono altre partite con le quali la Regione vorrebbe cercare di essere al fianco delle amministrazioni locali per cercare di cogliere tutte le opportunità che il piano nazionale darà nel corso dei prossimi mesi. Ringrazio inoltre il dottor Rigoni, la dottoressa Daneo, il dottor Rimoldi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, che hanno dato la loro disponibilità ad essere qui oggi con noi per cercare di costruire un percorso che ci permetta di comprendere e di far sì che il Veneto abbia la capacità di progettare, avere le risorse, fare i progetti, realizzarli e rendicontarli entro il 2026. Abbiamo dimostrato anche in una precedente occasione, alla fine del 2020, che quando la squadra del Veneto si mette a sistema, e quindi la Regione, l'ANCI e tutte le amministrazioni comunali, si riescono a fare dei risultati straordinari che in alcuni casi rischiano anche di anticipare alcuni risultati che magari erano attesi adesso col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E vorrei ringraziare i 571 iscritti a questo incontro, che sono la testimonianza, credo, più vera di come si è creata una comunità digitale tra la Regione e i comuni del nostro territorio, una comunità che ha visto proprio il dialogo, la costruzione dal basso di alcuni progetti e che quindi in qualche modo attesta la serietà del percorso che stiamo facendo anche in questo caso. Sono dei risultati importanti che li abbiamo conseguiti, naturalmente, come dicevo, attraverso in primis la collaborazione con l'ANCI Veneto, ma poi con la nostra società Veneto Innovazione, con le reti dei responsabili della transizione digitale, delle autorità urbane, dei soggetti aggregatori digitale, della consulta dei piccoli comuni, una rete di persone che stanno dialogando tra loro e stanno cercando di far sì che la Regione possa essere capace di pensare a progetti che poi abbiano la capacità di essere realmente risolutivi di alcune problematiche della pubblica amministrazione. E questo credo sia un risultato ancora più forte, che voglio rimarcare e dare il giusto merito alle persone che si sono prodigate nel corso di questi anni. Io sono assessore da un anno e mezzo, quindi i risultati io in qualche modo li sto cercando di raccogliere e come dire, anche di enfatizzare, perché credo che sia giusto così, ma chi ha costruito questa rete, il dottor Borgo, il dottor De Pietro, il dottor Barichello, che sono le tre figure centrali della ICT regionale, perché vi ricordo che il Veneto è forse l'unica regione in Italia, l'unica grande regione in Italia che non ha una società in house. Stiamo facendo alcune valutazioni da questo punto di vista, perché forse è anche arrivato il momento di fare un passo un po' più importante, però credo che i risultati che abbiamo conseguito e che sono sicuro andremo a conseguire nel corso dei prossimi mesi dimostrano che la pubblica amministrazione, se si vuole, funziona, e nel Veneto ne abbiamo
una dimostrazione estremamente importante. Lo vedremo, come dicevo, anche nei prossimi mesi. Arriveranno 12 progetti per complessivi 20 milioni di euro attraverso finanziamenti regionali, nazionali e europei, e quindi credo che quel percorso che stiamo cercando di fare insieme con voi, di creare le condizioni affinché ci siano sempre più progetti che vi mettono al sicuro, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi informativi, ma siano anche innovativi. Quindi questa idea di nuovi servizi digitali che cercheremo di portare ai comuni. Guardate, sono reduce, forse qualcuno di voi l'ho anche incontrato, stiamo parallelamente a questo percorso, stiamo facendo il piano del riordino territoriale della regione del Veneto, una sorta di master plan delle istituzioni del futuro, una gerarchia di chi fa cosa. E in particolar modo quando si incontrano alcune delle amministrazioni del Veneto, che sono 563, il 50% di queste amministrazioni sono sotto i 5.000 abitanti, il 23% sotto i 3.500, la preoccupazione ma anche la prospettiva che dà coraggio a questi amministratori è che attraverso l'innovazione digitale, attraverso nuovi servizi digitali, si possa riuscire a dare comunque dei servizi minimi a tutti i cittadini veneti, anche a quelli del classico comune di Laghi di 100 abitanti, che in futuro attraverso strumenti digitali, attraverso piattaforme abilitanti, avrà modo di essere un cittadino di serie A come il cittadino di, penso, Verona o Venezia, che magari ha già la banda ultralarga. Questa è anche l'occasione, abbiamo dei rappresentanti del Dipartimento e sanno insomma come le regioni stanno soffrendo questa impostazione del PNR. Non essere direttamente coinvolti o essere considerati stazione appaltante dal punto di vista progettuale, ma invece un po' essere dei collettori di quelli che saranno i singoli click dei comuni, credo che in qualche modo svilisca un po' l'ente regionale. Questi progetti avranno capacità di essere forti se si riesce a progettare su un'area vasta, e un'area vasta in sul digitale deve essere almeno una regione che possa mettere a sistema un modello di pubblica amministrazione. Speriamo insomma che nel corso dei prossimi mesi questa cosa possa essere maggiormente compresa. Un percorso che faremo insieme anche con le aziende ICT del territorio, le dimensioni di quello che succederà nel corso delle prossime settimane sono tali che non può essere un processo interno alla pubblica amministrazione, ma deve necessariamente coinvolgere anche aziende private, speriamo naturalmente del nostro territorio, che possano essere al nostro fianco per sfruttare tutte le occasioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha un obiettivo, secondo me, di non dare solo strumenti agli amministratori, sono sicuramente importanti, ma deve cercare di continuare quel percorso che ha visto la Regione Veneto essere premiata qualche giorno fa a Roma col primo premio di Repubblica Digitale per questa sorta di questa forte volontà di far crescere la cultura digitale. Il percorso che è stato ideato con l'Innovation Lab, con le palestre digitali che sono disseminate nel nostro territorio, sono un processo di assoluto interesse a livello nazionale, proprio perché testimoniano che questo Piano Nazionale di Resilienza non è solo per cambiare qualche software del computer, ma per fare un salto dal punto di vista della cultura digitale, che è quella che ci permetterà di... mi sentite? Sì, adesso non la vediamo più però. Assessore? L'abbiamo perso. Probabilmente è caduta la linea. Vediamo se riesce... Approfitto per salutare tutti, sono collegato, buongiorno. Intanto si è collegato anche il presidente Mario Conte. Buongiorno presidente. E nel frattempo che recuperiamo la signora Cazzavara, le lascio la parola per i saluti e per raccontarci anche il suo punto di vista su questa iniziativa del sistema Veneto per cogliere l'opportunità del PNR sul tema del digitale.
Allora, buongiorno a tutti, Ecco. chiedo anche scusa per il Scusate, io avevo concluso, Mario, ti passo tranquillamente la parola come nelle migliori tradizioni al momento di saluti, salta la telefonata. Quindi veramente grazie per essere qui con noi oggi e colgo l'occasione di nuovo per ringraziare Mario, a cui passo la parola. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a lei, Assessore. Grazie Assessore, stavo per fare i complimenti all'Inter per la Coppa Italia, ma sei rientrato, quindi evito. Sì, anch'io sono convinto che poi l'Inter vincerà anche lo scudetto, quindi da buon milanista auguro anche questa cosa qua. Ecco subito. Allora, buongiorno a tutti, chiedo scusa per il ritardo di questo collegamento, però ci tenevo ad esserci perché il ringraziamento che voglio fare all'assessore Calzavara è sincero e spontaneo, perché credo che questa grande sinergia tra Regione Veneto ed ANCI sta portando a dei risultati straordinari. Siamo stati sempre abituati a parlare di modelli veneti e questo credo che lo sia a tutti gli effetti, perché i risultati parlano chiaro. Con la prima sperimentazione siamo di fatto riusciti a finanziare il 100% dei comuni veneti, anche quelli che non avevano fatto domanda li abbiamo contattati per richiamarli e consentir loro di non perdere un'opportunità, e questo ci ha aperto poi la possibilità di affrontare altre sfide legate al futuro. La transizione digitale è obbligatoria, ovviamente non bastano le tecnologie, serve la formazione, e qui credo che proprio come ANCI, unitamente alla Regione, possiamo davvero cogliere questa opportunità in modo straordinario. Tra l'altro lo faremo e sono convinto che saremo tra le poche regioni a farlo, perché se noi riusciamo a diventare quell'ente intermedio che accompagna tutti quei comuni che hanno delle difficoltà, e quando parlo di difficoltà parlo di organico, e quando parlo di organico parlo sia da un punto di vista numerico che di competenze. Tutti quei comuni che hanno delle strutture sottodimensionate, ci sono al netto dei comuni capoluogo, i comuni medi, che potremo contarne circa una quindicina, tutti gli altri vivono nelle difficoltà quotidiane, però non è giusto che quelle comunità perdano delle occasioni di sviluppo, e quindi noi come ANCI, insieme alla Regione, vogliamo metterci tra l'opportunità e le difficoltà, proprio per essere un elemento di risoluzione dei problemi e accompagnare quelle comunità e quei comuni allo sviluppo digitale di cui hanno bisogno e che meritano. E quindi noi siamo totalmente a disposizione della Regione. Consentitemi di sottolineare anche questo fatto, che non è scontato e banale che una regione dialoghi in modo così proficuo con l'associazione dei comuni regionale. In Veneto questo succede, e devo ringraziare ovviamente il presidente Zaia, nello specifico l'assessore Calzavara, ma con tutti gli assessori della regione stiamo lavorando e collaborando davvero in modo ottimo, proficuo. Ricordo che ogni progetto che noi riusciamo a portare a casa significa continuare ad alzare l'asticella della qualità della vita delle nostre comunità, che è già alta, ma non ci accontentiamo, ci poniamo sempre degli obiettivi più ambiziosi, e grazie a questa grande sinergia, a questa squadra, perché poi, Assessore, consentimi di ringraziare anche tutti i dirigenti della Regione Veneto, tutti gli impiegati, tutta la tua squadra di dipendenti che sono straordinari, e io a mia volta voglio ringraziare la squadra di ANCI Veneto, a partire dal direttore Rapicavoli, poi ho il neo amministratore unico di ANCI Enzo Muoio, e tutta la squadra di dipendenti di ANCI e ANCI SA, che sta facendo un lavoro straordinario. Si pensi che durante il lockdown, quindi questi 2 anni tremendi, noi siamo stati l'ANCI regionale che ha macinato più ore di formazione per gli amministratori locali d'Italia, e questo è un motivo per me di grande orgoglio, e quindi voglio esprimere tutta la mia riconoscenza. Noi siamo a completa disposizione, Assessore, noi vogliamo vincere questa sfida, perché oggi siamo chiamati ad una grande responsabilità, che è quella di cogliere questa opportunità che il governo e l'Europa ci sta mettendo a disposizione con 1000 ostacoli. Noi attraverso il gioco di squadra riusciremo a risolvere, a sciogliere tutti i nodi, a superare tutti gli ostacoli, e porteremo, di questo sono convinto, dei risultati straordinari per i nostri comuni e le nostre comunità. Quindi grazie davvero di cuore a tutti, e andiamo avanti. Credo che
Se noi riusciamo a coinvolgere nel migliore dei modi le università del territorio, mi viene in mente Venezia, Padova, Verona, potremo creare davvero qualcosa di straordinario che porterà dei risultati fantastici. Quindi noi siamo a completa disposizione della Regione Veneto. Bene, quindi ringraziamo per questi due interventi l'assessore Francesco Calzavara e il presidente Mario Conte, che hanno di fatto in modo preciso e anche analitico evidenziato i punti di forza di questo nostro sistema, che io provo a riprendere in una forte comunità, di una rete di soggetti attivi da ANCI Veneto ai soggetti di agricoltura digitale, agli RTD, che si mobilitano e si stanno mobilitando in questi anni in ambito digitale. Ha un'attenzione sì per la dimensione tecnologica, ma non solo, perché parliamo di processi, parliamo di organizzazione, parliamo di competenze, e ovviamente anche ha un grande rispetto per gli operatori di mercato, perché con gli operatori di mercato del nostro territorio noi vogliamo cogliere questa opportunità. In questo scenario lascerei quindi la parola al dottor Luca Rigoni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci racconta e ci fa una prima visione di quali sono queste nuove opportunità, queste recenti opportunità che il PNR, con questi 5 bandi appena usciti sul tema del digitale. Dottor Luca Rigoni, l'ho vista prima, quindi so che c'è. Buongiorno, a lei la parola, a lei e ai suoi collaboratori. Grazie, buongiorno. Ringraziamento non di rito per l'invito a questo seminario. È l'occasione per mettere a fuoco insieme alcuni nodi cruciali e cercare di tradurre le opportunità in linee di azione concrete. Prima di raccogliere con alcune slide che ci aiutano soprattutto a distanza a seguire un po' il pensiero e a mettere l'attenzione sui punti cardine, volevo anch'io raccogliere un paio di spunti emersi nella discussione che mi ha preceduto e che trovo utili e fondamentali anche per la vista che noi abbiamo complessiva del paese. Quindi sì, fare squadra non è scontato all'interno dei sistemi regionali. Le regioni non sono tutte uguali. Il dialogo tra la rappresentanza dei comuni e le regioni non è maturo ovunque e la rappresentazione che invece positiva avete appena portato in questa sessione dimostra sicuramente un punto di forza, così come ho ascoltato con piacere il riferimento agli interventi, a una comprensione sistemica dell'innovazione, quindi non solo tanti attori, tutti coinvolti, cercando di fare un'operazione di inclusione, non ultimo le università, ma anche concettualmente, cioè il tema del riordino e dell'ICT, del riorganizzare le nostre macchine comunali e utilizzare l'ICT come leva aggregante è certamente una dimensione interessante sulla quale se possibile lavorare anche insieme, ma certamente che vi caratterizza. Quindi gli ingredienti ci sono tutti. Vediamo anche per rispondere ad alcune osservazioni precedenti come anche da queste parti abbiamo cercato di mettere a disposizione degli strumenti in una logica semplificata, perché sì è vero le sfide sono complicate, ma è altresì vero che ci rendiamo conto che sono necessarie alcune azioni di semplificazione e che nella misura che io rappresento oggi abbiamo provato a portare in dote alle amministrazioni territoriali. Sfide importanti, risorse significative. Io oggi rappresento insieme ai miei colleghi Chiara Danio e poi Marco Rimoldi il Transformation Office, che è la struttura che il ministro Colao ha voluto per dar vita e a piena attuazione al PNRR e quindi è, se vogliamo, uno stesso obiettivo e una stessa milestone della nostra missione. È una struttura che deve essere servente a un coordinamento centrale, ma vedremo che ha anche degli addentellati territoriali per accompagnare e essere di supporto laddove, fino a dove possibile, gli enti e le amministrazioni locali. Le risorse non sono un problema in questo caso. Dobbiamo essere in grado di raggiungerle
in una logica non solo di efficientamento della spesa, ma anche di efficacia degli interventi. E qui sì, il dominus sono le amministrazioni locali, la regione e le amministrazioni locali. Il sistema Veneto, in questo caso, come avete citato voi, perché è solo il territorio che può incrociare, mettere a sistema i diversi interventi tecnologici, superando la logica di silos e andando verso una logica integrata. Due macro voci: le reti ultraveloci, che sono l'etichetta intorno alla quale si raccolgono 5 progetti speciali che il ministro Colao ha voluto mettere a frutto per completare, consolidare e sviluppare tutto quello che si è messo in cantiere negli anni scorsi nella logica della bolla. I progetti sono 5, come ho detto. Uno è dedicato a portare 1 giga a circa 7,5 punti territoriali, corrispondono grosso modo a 8 milioni di famiglie, attualmente non coperti da tale tecnologia. 2 progetti speciali dedicati alla connessione di tutti i nodi scolastici, quindi 10.000 punti, e alla connessione di tutti i nodi sanitari, circa 12-13.000 punti. Infine, un'iniziativa dedicata alle isole minori, portare la fibra ottica, e alla sperimentazione del 5G nelle aree coperte, non coperte dal 3G e nelle quali non è prevista l'attuazione del 4G. Il grosso della discussione di oggi si muove però intorno alla digitalizzazione della PA. Risorse per 6,74 miliardi, in questa cifra trovate raccolte tutte le risorse, la maggioranza, che arrivano dal PNRR in senso stretto, e il fondo complementare che il Ministro ha voluto appostare, pari a oltre 600 milioni. All'interno della macro voce digitalizzazione, un overview, un volo complessivo sopra tutte le misure, per avere un'idea di che cosa si muove intorno, e poi affondiamo sulle misure che riguardano in particolare i comuni e quello che si muove diciamo più a livello locale. Infrastrutture digitali 900 milioni, questo è per usare una narrazione a noi nota, è quello che si muove intorno al polo strategico nazionale, quindi è la messa a sistema, l'avvio e il consolidamento di 4 data center particolarmente performanti che devono andare a raccogliere i dati strategici dello Stato e i dati o parte dei dati critici. È una collaborazione, come sapete, pubblico-privato, è un'iniziativa portata avanti dal centro. Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud, che vale 1 miliardo, insieme a dati ed interoperabilità. Sono 2 misure a completamento di il dialogo delle banche dati da una parte, e in particolare per quanto riguarda il cloud, la messa in sicurezza dei dati degli applicativi delle nostre amministrazioni. La 2 vi riguarda in maniera massiva. C'è un bando già, c'è un avviso già online in questo momento, ha grandi ambizioni. Se vogliamo, è una misura che punta a mettere in sicurezza le nostre amministrazioni. Servizi digitali e cittadinanza digitale, all'interno di questa grande categoria, sempre mettendo l'accento su quello che interessa la discussione di oggi, servizi pubblici digitali e siti. Punta quindi a riorganizzare e a rivitalizzare i nostri portafogli servizi online e il modo con cui ci rappresentiamo verso i cittadini. Cyber security e digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali. Il primo, dedicato alla messa in esercizio dell'Agenzia della Cybersicurezza. Voi sapete che sostanzialmente l'Agenzia ha preso avvio nei primi mesi dell'anno. È un'iniziativa importante, abbiamo ora un'agenzia dedicata al tema, è il soggetto che deve in questa fase accompagnare
nel miglior modo possibile alle certificazioni legate alla dimensione dei data center e dei cosiddetti CSP, ma in particolare lavorerà e lavora alla tassonomia, quindi alla descrizione di che cosa sono i dati strategici, di cosa sono i dati critici, di cosa sono i dati ordinari. Ricordo, anche perché ho visto già qualche domanda in tal senso, che la gran parte dei nostri comuni, la quasi totalità, gestisce dati ordinari. Per quanto riguarda la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, ci riferiamo in particolare alla dematerializzazione degli atti pubblici, immaginiamo della giustizia, piuttosto che dell'INPS, dell'INAI, e l'accompagnamento anche alla messa in esercizio di processi digitali. Infine, lo avete citato voi in apertura, seppur lateralmente, le competenze digitali di base. Sto parlando, diciamo, a un territorio che da questo punto di vista si è saputo organizzare ben prima di questa misura. Questa misura dovrebbe servire a consolidare quanto voi avete fatto e in particolare nella dimensione che porta a rafforzare i centri di formazione di base. Ci riferiamo, ricordo, in particolare alla formazione dei cittadini, intendo 17-74 anni, perché il nostro paese non brilla per le competenze digitali di base. È 20°, sì, è migliorato, ma certamente non sta nel vagone di testa. Il ruolo dei comuni non credo di doverlo insegnare io a voi, è centrale. Il motivo per cui il PNRR mette le risorse sopra la testa dei comuni è chiaro. In questi anni bisogni e richieste sui servizi crescenti, pressione da parte dei cittadini, certamente non altrettante risorse sono state trasferite, e quando intendo risorse mi riferisco sia al trasferimento economico-finanziari sia al mancato turnover all'interno delle nostre macchine comunali, che rimane oggi il problema sicuramente più significativo. Per queste ragioni i comuni hanno una grande opportunità, ovviamente questa opportunità si accompagna anche a un certo livello di responsabilità. Questo è vero ed è indiscutibile, il motivo per cui bisogna fare squadra l'avete detto voi. A proposito di fare in modo che il centro non complichi la vita ai territori, ma per quanto è in disponibilità del centro, in una logica di dialogo tra le regioni e l'Europa, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha avviato, in fase di definizione del processo di attuazione della misura che governiamo, una semplificazione amministrativa non di poco conto. Non l'abbiamo fatto da soli, l'abbiamo fatto ascoltando i comuni e andando a un tavolo negoziale con ANCI e con altri interlocutori, cercando di far capire al MEF, che ricordo a tutti è il soggetto intermediario verso l'UE, dei meccanismi di ingaggio e di rendicontazione, che se per volumi di questo tipo, con un impatto molto importante distribuito su tutto il territorio nazionale, con comuni che hanno le caratteristiche di qui sopra, che quindi sì presidiano parti importanti del territorio o cercano di presidiarle, ma non hanno sempre e fino in fondo tutte le competenze, soprattutto di materia. In questo caso, se avessimo chiesto la costruzione di progetti articolati olistici, una logica di stato di avanzamento fisico del progetto, saremmo andati ben poco lontano, perché probabilmente l'azione e gli impegni al 2026 non sarebbero stati raggiunti. E allora abbiamo, e quando dico abbiamo, diciamo, mi intesto un risultato che viene prevalentemente dal nostro ufficio di missione, ottenuto la possibilità che per le iniziative progettuali di migliaia di pubbliche amministrazioni, come quelle che stiamo discutendo oggi, a titolo esemplificativo qui è individuato più di 20.000 PA, quindi
non per esempio le iniziative che riguardano i grandi ministeri, ma sì le iniziative che riguardano i territori, l'adozione della metodologia lump sum, che è la possibilità di attuare, mettere a terra risorse ingenti in una logica semplificata. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo costruito dei pacchetti che variano a seconda del numero dei servizi e dell'entità dell'ente. L'ente individua il pacchetto al quale appartiene, dice sì, no, ci sto, mi interessa, segue un percorso di attuazione e alla fine di questo percorso di attuazione l'ente dichiara di aver raggiunto i risultati previsti da quel pacchetto. Faccio un esempio che diciamo spero sia più concreto. Decidiamo di migrare 7 servizi, pacchetto base, appartengo a un comune sotto i 5.000 abitanti, bene, quello che il Dipartimento Trasformazione Digitale chiederà alla fine è un'autocertificazione del raggiungimento di questa migrazione, cioè aver portato in sicurezza 7 servizi. Quindi no stato di avanzamento fisico del progetto, no raccolta di cosiddette fatture autoparlanti, sì responsabilizzazione dell'ente, sì rendicontazione forfettaria alla fine. La bontà di questa soluzione è, credo, abbastanza davanti agli occhi di tutti ed è anche la ragione per cui i comuni più brillanti in questo momento in 15 minuti, utilizzando la nostra piattaforma, poi vedremo meglio, partecipano all'avviso. Quindi si accreditano e identificano qual è la quota di finanziamento alla quale possono accedere. Prima di entrare nel merito delle misure e qui passerò la parola alla dottoressa Danio che lavora con me nel Transformation Office. Se volete, questa è la fotografia che raccoglie la logica con la quale abbiamo dato vita alle iniziative di digitalizzazione per i comuni. Quelle isolate in arancione sono gli avvisi già online. Non aggiungerò moltissimo se non che, come ho detto prima, la migrazione al cloud punta a portare in sicurezza i nostri back office di fondo. L'esperienza servizi pubblici punta invece a rendere vitali e a modernizzare il front office. L'una e l'altra sono tra loro come principi guida ontologicamente collegate. Laddove c'è un'azione di coordinamento forte, come vi accreditate a fare voi, saranno 2 misure che viaggiano anche ancora di più insieme. Voglio spendere una parola sulle piattaforme condivise, perché sulla PDND, che è la piattaforma di interoperabilità dei dati, qualcuno di voi saprà perché è il risultato delle iniziative precedenti di interoperabilità. L'obiettivo è quindi quello di avere una piattaforma che metta a disposizione in una logica di dialogante, di interoperabilità le maggiori banche dati del paese, cercando di preservare in questo caso, laddove ci fosse, il nodo aggregativo regionale. Mentre per quanto riguarda le piattaforme notifiche, è un'iniziativa molto importante, molto sentita dal mondo ANCI, che è, rispetto alle milestone comunitarie, in calendario tra settembre e ottobre del 22. Non è altro che la piattaforma che punta a consentire di rendere sicure, meno costose e più tempestive le notifiche degli atti pubblici da parte dei nostri enti. Anche questa è un'iniziativa appunto piattaforma condivisa che sviluppiamo in parte al centro. Avremo degli enti pilota e poi con risorse dedicate coinvolgeremo tutte le entità territoriali. Vogliamo, Chiara, vedere meglio misura per misura, affondando in particolare le dimensioni dell'1.2 e dell'1.4.1. Ti passerei la parola e ti faccio volentieri da regia.
Grazie mille, certo è un piacere adesso elencare, dettagliare i contenuti delle misure. Partiamo dalle misure pubblicate prima, all'inizio di aprile, che sono un po' più, la cui implementazione è più semplice. La prima è l'adozione dell'identità digitale, e il lump sum prevede un contributo forfettario, quindi per finanziare il progetto di integrazione a SPID e CIE. Quindi ho i sistemi integrati a SPID, posso utilizzare il contributo per implementare CIE? Sì, e viceversa. In caso di integrazione con il protocollo SAML 2, per il personale addetto sarà necessario erogare un piano formativo per aderire agli standard di OpenID Connect anche in un successivo momento. Sono un comune che ha già avviato l'attività, ha già aderito all'identità digitale a partire dal 1° febbraio 2020, sì, posso recuperare le spese che ho effettuato a partire dal 1° febbraio 2020. Quali sono le tempistiche? Gli avvisi che vedremo a partire da adesso hanno un po' lo stesso schema. Vi racconteremo quali sono le spese ammissibili e quali sono le tempistiche. Nelle tempistiche ne abbiamo sempre due. La prima è quanto tempo ha l'ente per contrattualizzare il fornitore, in questo caso a 12 mesi dal decreto di finanziamento, quindi dal nostro ok puoi procedere, e poi un altro degli altri mesi per concludere le attività oggetto dell'avviso. In questo caso i comuni hanno 10 mesi dalla comunicazione riguardante la modalità di fornitura, quindi 12 più 10 mesi. Il lump sum, quindi il voucher, l'importo forfettario, chiamiamolo insomma in diversi modi, ma è la stessa cosa, previsto per questa misura è 14.000 euro. Anticipo qualche domanda che ho visto in chat. Devo rendicontare esattamente quello che ho speso, se ho già effettuato questa spesa, oppure dovrò rendicontare a costi reali? No, questo è l'importo forfettario che otterranno i comuni che hanno già provveduto all'integrazione a SPID e CIE a partire dal 1° febbraio 2020 o che lo faranno con questo avviso. Quindi 14.000 euro. 14.000 euro. Andrei avanti. Non vedo la slide. Sì, Chiara. Si è fermato. Ci sto provando, okay. Ma c'è come nella migliore delle tradizioni impallato il sistema. Certo, è giusto così. Forse non era in cloud. Però continuiamo pure, Chiara, a braccio usando... Ok, allora vado sul mio schema. Ok, la seconda misura che vi racconto nel dettaglio è, ditemi per quando si vede perché a questo punto sto seguendo il mio schema, è la misura... Luca ha interrotto la presentazione, quindi vediamo te, Chiara. Benissimo, benissimo. Non so se Daniele o Luca insomma riescono poi a riavviare. Comunque vi racconto l'avviso di Pago PA che è piuttosto fantastico. Piuttosto semplice. Che cosa devono fare i comuni? Possono scegliere un numero di servizi di incasso da migrare su Pago PA. Qual è l'obiettivo? Migrare tutti i servizi di incasso su Pago PA, ovvero la full migration. È possibile scegliere da un minimo di 3 o di 5 a seconda del numero di abitanti di ciascun comune. Abbiamo detto fino alla migrazione completa. Qui le spese ammissibili sono per attività avviate a partire dal 1° aprile 2021, quindi successive. Si può arrivare fino alla, abbiamo detto, full migration, ovvero il massimo della tassonomia di Pago PA, che sono 109 servizi. Le tempistiche sono 6 mesi dal decreto di finanziamento e poi ulteriori 8 mesi per concludere le attività. Qui vedete che, alla differenza dell'avviso precedente per l'adozione dell'entità digitale, abbiamo un importo che varia
che è un importo per servizio che varia a seconda del cluster di abitanti a cui il comune fa riferimento, e quindi quando il comune si troverà a compilare la propria candidatura potrà accedere appunto a seconda del proprio scaglione di abitanti, a seconda dei numeri di servizi che vuole migrare, potrà accedere poi al finanziamento che deriva da queste due componenti. Andrei avanti per raccontarvi l'APIO, che è molto simile, quindi anche qui è possibile scegliere un numero di servizi da migrare. Qui, a differenza di PagoPA, abbiamo un massimo, che è un massimo di 50 servizi, minimo di 3 o di 5, anche qui similmente a PagoPA, e identicamente a PagoPA è possibile recuperare le spese eventualmente sostenute dalla propria amministrazione se si sono effettuate a partire dal 1° aprile 2021. Anche qui vedete le stesse tempistiche: 6 mesi per contrattualizzare il proprio fornitore, 8 mesi, poi da lì 8 mesi per concludere le attività. Anche qui vedete la stessa logica, quindi degli importi che sono determinati per scaglioni di abitanti per ciascuna amministrazione e per ciascun servizio. Andrei avanti. Andrei avanti mentre cambia la slide. Andiamo invece alla migrazione al cloud. Spero che a un certo punto la slide si aggiorni. Dobbiamo avere fiducia nel digitale. Allora, che cosa prevede l'avviso della migrazione al cloud? Prevede la migrazione di un numero minimo di servizi della propria amministrazione verso infrastrutture e servizi cloud qualificati. Anche qui l'obiettivo è la full migration dei servizi in strutture cloud qualificate. Che cosa deve fare l'amministrazione? Deve scegliere da una lista di 95 servizi e selezionare i servizi da migrare a seconda delle dimensioni dell'ente, e per ciascun servizio deve definire quale tipologia di migrazione vuole attuare. Gli importi anche qui sono calcolati in base al numero di servizi e alla migrazione selezionata. Tra le spese ammissibili ci sono le attività sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e qui le tempistiche sono leggermente più lunghe: 6-9 mesi dal decreto di finanziamento e da lì 15 o 18 mesi per concludere le attività di migrazione. Qui vedete uno schema dei finanziamenti disponibili che, come vi dicevo prima, dipendono dalla dimensione dell'ente, dal numero di servizi che si intendono migrare, quindi la seconda colonna, e qui vedete degli importi massimi finanziabili. A questi si aggiunge il PNRR ha voluto prevedere il primo anno di canone cloud. Anche qui, lo dicevamo prima, il primo step è l'ingaggio del fornitore. In realtà il primo step è la classificazione dei dati, e lo vediamo nella slide successiva, però vedete l'ingaggio del fornitore e la conclusione di migrazione a partire dalla data della contrattualizzazione. Classificazione dei dati e servizi è un tema fondamentale. Spiavo un po' prima nelle chat che un po' di domande su questo. Vedo per esempio l'ultima. Sì, esatto, la classificazione dei dati e servizi deve essere completata per poter aderire all'avviso. I comuni devono farlo attraverso la piattaforma PIA Digitale 2026 entro il 18 luglio 2022, quindi è una data molto importante e molto vicina. Che cosa troveranno però i comuni su questa piattaforma? Nella propria area riservata troveranno già una preclassificazione dei propri dati, che, come diceva il dottor Rigoni, al 99,9% è ordinaria, perché i comuni italiani hanno dati che sono classificati come ordinari, quindi potrà semplicemente accettare la classificazione e confermarli. Se si dovessero togliere dei servizi, anche qui in questo caso la classificazione si intende confermata. Diversamente, se è necessario aggiungere dei servizi, questa nuova classificazione andrà compilato un questionario che sarà poi valutato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Comunque
appunto, lo ripeto, i comuni troveranno già una preclassificazione che potranno compilare, quindi un passaggio che dovrebbero poter fare senza eccessivi intoppi. Andiamo alla misura 1.4.1, ovvero l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, ovvero insomma, il miglioramento dei siti web e dell'esperienza digitale dei cittadini con i siti dei comuni e delle scuole. In particolare il Dipartimento ha messo a disposizione e metterà a disposizione le risorse tecniche su Designers Italia per il rifacimento del sito web e nel caso dei comuni anche per il rifacimento dei servizi digitali. Parliamo di 5 tipologie e di 26 servizi totali. Sul sito di Designers Italia ci sono delle risorse tecniche che saranno anche progressivamente aggiornate. Che cosa anche qui ogni amministrazione su PIA Digitale 2026 potrà aderire all'avviso componendo la propria scelta attraverso 2 pacchetti. Attenzione, il primo è fondamentale e propedeutico al secondo, quindi diciamo mandatorio se si vuole fare anche il secondo. Quindi il primo è il pacchetto cittadino informato per l'aggiornamento del proprio sito internet e il secondo è il pacchetto cittadino attivo, che è un pacchetto opzionale che è utile nel caso si voglia usufruire dei flussi di interfaccia relativi ai servizi. Quali sono le spese ammissibili? Anche qui abbiamo delle spese che è possibile recuperare dal 1° febbraio 2020. Anche qui vediamo le tempistiche di fornitura, 6-9 mesi dal decreto di finanziamento per scegliere il fornitore, 9-12 mesi per concludere l'attività e quindi adeguare il proprio sito al modello che viene messo a disposizione. Anche qui potete vedere uno schema dei finanziamenti disponibili che poi, ripeto, ciascun comune potrà vedere con calma aderendo alla piattaforma e consultando l'avviso e componendo il proprio pacchetto direttamente nell'area riservata. Anche qui facciamo per esempio il caso di un comune medio tra i 20 e i 50.000 abitanti, vedete un importo per il rifacimento del sito ad esempio di 87.000 euro, un importo per servizio di 38.000 euro, un numero massimo di servizi che è possibile finanziare e anche qui le tempistiche che vi dicevo prima per un totale di 15 mesi nel caso dei comuni più piccoli e 21 mesi, quindi insomma comunque tempi molto similari per i comuni più grandi che hanno maggiori servizi. Ok. Vi raccontiamo adesso molto brevemente qualcosa in più della piattaforma di PIA Digitale 2026, che è l'unica piattaforma in cui i comuni potranno gestire le proprie candidature end-to-end, quindi dall'inizio alla fine, e la quale vi consiglio già di iscrivervi se non l'avete già fatto per ricevere anche degli aggiornamenti. Quindi, come dicevamo prima, c'è un processo guidato che aiuta i comuni nella fase di candidatura, è possibile vedere quali sono gli avvisi a cui si può avere accesso, è possibile configurare i pacchetti sulla base delle proprie esigenze specifiche e inviare la propria domanda di partecipazione con la firma digitale del rappresentante legale e ovviamente è possibile anche monitorare lo stato della candidatura. Importante, esiste un helpdesk dedicato che sta andando piuttosto bene, è possibile, nella sezione helpdesk è possibile già consultare le domande frequenti che vengono costantemente aggiornate ed è possibile ovviamente mandare la propria richiesta. In questo momento, vedete, insomma, sono numeri abbastanza interessanti, abbiamo già avuto più di 1700 richieste e l'85% delle richieste già concluse e il 68% dei casi gestiti in giornata, quindi insomma se avete dei dubbi non esitate a mandarli all'helpdesk che vi risponderà. Non so qui Luca se vuoi intervenire tu su questa slide, ci faceva piacere darvi un overview di come sta andando la piattaforma, vedete nella parte alta i dati generali e nella parte
nella parte in basso i dati del Veneto, che in effetti sono dati già davvero piuttosto interessanti, perché 365 comuni veneti sono già registrati alla piattaforma, e 724 sono già le candidature che sono state inviate, sono naturalmente di più perché ciascun comune può inviare candidature per i singoli avvisi. E sulla classificazione dei dati, che comunque è un tema molto importante, abbiamo detto che la scadenza è il 18 luglio, sono 319 comuni che hanno iniziato la classificazione dei dati e la 34%, la percentuale dei comuni che ha già completato la classificazione. Quindi sono dati che ci indicano che i comuni veneti, ma in realtà lo vediamo un po' anche dalle risposte, spiegavamo un po' prima le domande in chat. Le domande difficili che vi fanno. Certo, ci indicano proprio che si tratta di enti che hanno ben guardato gli avvisi, che si sono registrati e insomma sono domande puntuali, quindi ci fa particolarmente piacere essere qui a poter rispondere. Bene, non so se... Sì, l'ultimo punto, così raccontiamo anche del team territoriale, sennò poi arriviamo un po' lunghi per la questione. Certo, guarda, molto rapidamente, qui noi abbiamo inteso non chiuderci in una roccaforte centrale, ma mettere a disposizione del territorio delle risorse qualificate che possano con regioni, in questo caso con ANCI, e in una logica di sistema dialogare col territorio e offrire un supporto, un presidio di prossimità. Marco Rimoldi è il nostro responsabile dell'area nord-est, che vedete quella in giallo, e Marco, io direi che da oggi in poi tu sei la faccia parlante, se la devono prendere con qualcuno ti devono vedere. È anche connesso, no? Quindi lo facciamo vedere, ma Assolutamente, sì. Marco. Al vivo, se vuoi togliere la slide, che così lo vediamo a schermo intero. Va bene, mi vuoi vedere a schermo intero? Perfetto, vabbè, sarò velocissimo proprio perché innanzitutto ringrazio insomma non solo di questo invito da parte della Regione ANCI, ma anche perché abbiamo già iniziato insomma a lavorare insieme appunto sia ad ANCI sia a Regione, quindi a cercare di fare il sistema come si diceva all'inizio. Io sono appunto la persona che sarà sul territorio, che seguirà appunto il nord-est, tra cui evidentemente il Veneto, tra l'altro proprio io vivo fuori Padova e quindi proprio diciamo in una situazione anche comoda da questo punto di vista. Sono non solo la faccia, è stata messa nella slide che poi credo troverete la registrazione, comunque anche il mio indirizzo mail che è marco.rimoldi@team, quindi teamdigitale.governo.it, e sono a disposizione, nel senso che il mio obiettivo, come è stato detto prima, mio e della squadra che nelle prossime settimane andrà a costituirsi e che mi affiancherà su questo pezzo di territorio, è quello appunto di promuovere insieme appunto diciamo a tutto il territorio e facilitare l'adozione a questi che sono gli avvisi, e quindi dare un supporto di pre-interfaccia direttamente sul territorio, oltre che ovviamente, come ha detto la dottoressa Danio, quello che già oggi avete con l'help desk e con esattamente la possibilità di consultare le FAQ. Con qualcuno dei comuni abbiamo già avuto modo di sentirci per i motivi, abbiamo già affrontato anche alcuni temi, alcuni ovviamente sono ancora in fase di approfondimento, mi taccio, ma da oggi sono a disposizione, quindi con piacere ho visto anche una grandissima partecipazione, quindi avremo modo con molti di voi di sentirci. Insomma. Beh, intanto veramente un sincero ringraziamento, io uso i nomi di battesimo perché ci conosciamo da troppi anni, Luca, Chiara e Marco, perché veramente il vostro contributo è stato molto prezioso, e mi preme sottolineare che comincio soltanto a rispondere a alcune domande di carattere generale. Sì, la registrazione sarà disponibile sul sito di Agenda Digitale del Veneto e sui nostri canali YouTube. Sicuramente faremo anche circolarizzare le slide che hanno presentato oggi, ma il portale PA Digitale 2026 contiene tantissime informazioni e sicuramente continueremo in questa attività di informazione. Io prendo la parola solo per provare veramente in pochi minuti assieme a voi a farvi un po' capire che cosa intendiamo fare come sistema regionale. Il sistema regionale, l'ha detto bene all'inizio il nostro assessore Francesco Calzavara, in realtà fa un'azione che si basa su quello che noi abbiamo chiamato il modello del 3T, tecnologia, territorio, trasferimento, nel senso eroghiamo soluzioni tecnologiche, perché questo su tantissime piattaforme abilitanti, dai pagamenti, identità ai servizi ai cittadini, siamo leader da anni in Italia e aiutiamo in particolare i piccoli comuni
a erogare questi servizi. Lo facciamo assieme al territorio, è un'opzione fondamentale che noi realizziamo. Non lo possiamo fare da soli, lo facciamo assieme ad ANCI, lo facciamo assieme ai SAD, ai soggetti di agricoltura digitale, lo facciamo assieme agli RTD, ai responsabili della transizione digitale, a tutte le reti che abbiamo costruito, perché noi siamo e ci sentiamo parte di un'unica comunità di innovatori, e lo facciamo assieme a un percorso anche di trasferimento di competenze, di modelli, di approcci organizzativi fondamentali per raggiungere questo risultato. Questa iniziativa ci ha portato, questo modello di azione ci ha portato in questo momento a gestire più di 300 enti, oltre 20 milioni di euro di finanziamento, ottenendo risultati importanti non solo con i fondi europei dell'ultima programmazione, penso al bando Agire per la cittadinanza digitale, sui data center, sui servizi al cittadino, sull'interoperabilità citata anche prima, ma penso soprattutto al fondo innovazione, lo citava prima il presidente Conte, siamo stati la regione più performante in Italia. Questa iniziativa la facciamo perché crediamo che nell'ambito della propria operatività ogni soggetto abbia un ruolo, e quindi se al governo spetta definire politiche e programmi, a noi spetta sicuramente il compito di attuarle assieme al territorio, con tutti i soggetti che abbiamo citato prima, e nel rispetto di un passaggio fondamentale che è quello del mercato, perché poi è il mercato che entra nei comuni e va in qualche modo a realizzare i singoli progetti di innovazione. Ecco, questo modello di innovazione che noi abbiamo dispiegato è per noi sostenibile, è un modello che ovviamente vede anche una specificità del Veneto, che è stata citata anche all'inizio. Noi non abbiamo una società in house, quindi è anche l'unico modello che ci ha permesso in questi anni di ottenere questi risultati così importanti. Rispetto al PNR, dove, lo spiegava bene il dottor Luca Rigoni, i finanziamenti sono erogati direttamente ai comuni, noi abbiamo messo in campo un'iniziativa basata su alcuni pillar. Un primo pilastro è sicuramente quello informativo. Vi accompagneremo a capiremo tutti assieme che cos'è nello specifico questa opportunità del PNR. Abbiamo già calendarizzato 3 incontri tematici, sempre con il prezioso contributo del Dipartimento, proprio con i process owner che hanno scritto i bandi, uno per venerdì prossimo sul cloud, il 20, uno il 23 sui pagamenti da Pio e Speed, e uno il 27 invece sui servizi ai comuni. Parallelamente, grazie alla collaborazione di ANCI, ma anche dei SAD che ci stanno dando una mano importantissima, alcuni l'hanno già fatto, stiamo creando degli sportelli territoriali, perché esiste l'Help Desk nazionale che prima anche Chiara ha citato, ma degli Help Desk locali creati che riescono in qualche modo anche a aiutare i comuni, li stiamo attivando anche noi. In più ovviamente metteremo a disposizione le nostre piattaforme abilitanti e quindi tutte quelle soluzioni che già in questi anni abbiamo distribuito a centinaia di comuni, ma cosa molto importante su cui ci stiamo impegnando, e proprio ieri ne abbiamo parlato anche con i colleghi di ANCI che ci daranno una mano, stiamo avviando un'indagine di mercato per provare a definire le regole del gioco per integrare le nostre piattaforme abilitanti all'interno del bando di PNR, e quindi provare anche a realizzare questo percorso di qualificazione di fornitori che vogliono poi usare le nostre piattaforme abilitanti da proporre ai comuni per ottenere i finanziamenti del PNR. Ovviamente tutto questo lo si fa in stretto coordinamento con il territorio, da una parte con la rete per la transizione digitale composta dalla nostra rete degli RTD, dalla rete dei SAD, dalla rete dei piccoli comuni, dalla collaborazione stretta che abbiamo con ANCI. Dall'altra parte provando anche a costruire nel medio e lungo termine un team che accompagni i comuni nell'attuazione poi del progetto, perché c'è una prima fase di domanda, poi c'è una fase di approvvigionamento, ma poi c'è anche l'attuazione. Per non lasciare i comuni da soli nell'attuazione, stiamo pensando, proprio con i soggetti che più volte abbiamo citato, facente parte della nostra rete, di costruire un team di accompagnamento. La sfida non è facile perché i tempi sono stretti, non è facile, permettetemi di riprendere un passaggio che ha fatto prima anche il nostro assessore, perché non c'è un ruolo riconosciuto alle regioni, ma noi questo ruolo ce lo prendiamo lo stesso perché crediamo di avere qualcosa da dire. Quindi la sfida è veramente complessa, ma crediamo che ci siano tutte le premesse, visto anche la fattiva collaborazione con il Dipartimento, per poter riuscire a portare a casa questo risultato. I primi numeri che ci dava prima Chiara dimostrano che c'è già molto fermento, ma anche le domande. Quindi se per voi
non ci sono altre controindicazioni. In questo scenario, ecco scusate, vi do l'ultimo, vediamo se riesco a darvi l'ultima slide. Questa è l'ultima slide in cui vi rimando a 2 siti di approfondimento, uno è quello dell'agenda digitale e l'altro è quello ovviamente di ANCI Veneto, dove troverete tutti i dati, e questo è il calendario dei prossimi appuntamenti. 20 maggio dalle 10 alle 11 la migrazione al cloud, il 23 maggio dalle 10 alle 11 il Pago PA, SPID e APIO, e il 27 maggio dalle 10 alle 11 l'esperienza del cittadino dei servizi pubblici. Questa è l'azione, l'attività che abbiamo costruito assieme alla nostra rete di innovatori, quindi ad ANCI, ai SAD, agli RTD. È sicuramente una sfida importante, soprattutto è anche un onere di coordinamento non banale, ma lo vogliamo cogliere sicuramente a pieno. Io direi che proviamo a rispondere ad alcune domande, provo a sintetizzare alcune domande per i colleghi e amici del Dipartimento. Ce n'è una che ricorre sistematicamente, che provo a sintetizzare in maniera brutale così, ma perdonatemi la semplificazione. Se il Dipartimento mi dà 10.000 euro per un bando e io ne spendo 5 al mio fornitore, gli altri 5 posso farne quello che voglio? Ecco, parto dall'ultima affermazione. Posso farne quello che voglio? No. No. Siamo dentro una logica semplificata? Sì. Il voucher non prevede da parte nostra richieste di fatture specifiche. L'ente autocertificherà che ha raggiunto l'obiettivo previsto da quella quota di finanziamento. Viene facile per i casi esposti fino ad ora: numero di servizi migrato, numero di servizi online, sito rifatto sì no. Quindi il voucher è l'innovazione che ho presentato prima, che non è collegata allo stato di avanzamento della spesa, ma è collegato al risultato raggiunto. Quindi la ratio prevede che quelle risorse siano, diciamo, considerate mediamente compensative di quell'intervento. Poi uno è un po' più bravo, un po' meno bravo. La logica è questa, la logica forfettaria è questa: buona razionalizzazione della spesa, intervento ficcante per il risultato, e se un comune poi è bravo, ragionevolmente può accompagnarlo anche con altre iniziative formative, di accompagnamento, di coordinamento, quello che è coerente ovviamente con la misura. Certamente non posso potare le siepi o piantare alberi, ecco, ma fa parte della buona amministrazione. Dal nostro punto di vista, quindi, il voucher è il riconoscimento forfettario di un intervento. Il contributo, provo io a sintetizzare, poi se avete le potete leggere anche voi le domande, verrà erogato al termine, quindi al raggiungimento dei risultati. Sì, questo sì, affermativo. C'è una prima domanda che riguarda i tempi con cui l'Agenzia per la Cybersicurezza risponderà in 90 giorni, che forse sono troppi. Sì, qui, diciamo, in maniera non vi appaia troppo direttiva, perché non lo vuole essere, torno però al concetto base. Se il 99,9% dei nostri enti ha dati ordinari, come nasce la domanda sui 90 giorni? Nasce nel caso il comune decida che non si riconosce in quella tassonomia precompilata dall'agenzia, in accordo con noi, perché lo schermata vi pone già di fronte a una lista di servizi in cui c'è scritto ordinario. O nel secondo caso in cui tolga dei servizi. Scattano quindi tutte delle verifiche da parte dell'agenzia. Per quanto riguarda l'eliminazione di servizi, e qui vi anticipo un'informazione, a brevissimo l'agenzia non attiverà più verifiche che fanno scattare i 90 giorni, ma lo considererà automaticamente una dichiarazione da parte dell'ente. Per il pregresso verrà normalizzata a breve questa cosa. Quindi i 90 giorni scatteranno solo se un ente contesta che quel determinato servizio muove dati ordinari. Tutti gli altri casi invece seguiranno il percorso automatico.
Perfetto. C'è una domanda che se un comune ha utilizzato il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali anche per servizi digitali, può comunque accedere ai fondi PNR? Il fondo è il vostro fondo regionale? Funzioni fondamentali? No, io onestamente questo fondo funzioni fondamentali non lo conosco, quindi... No, perché diciamo è un titolo che ha vari attributi che ovviamente in una domanda non ci possono essere e il tema è qual è la tipologia di fondi. In ogni caso però il concetto è anche qui abbastanza semplice: no finanziare 2 volte le stesse cose con fondi pubblici. Certo. C'è una domanda simile che dice: ho già fatto un primo passaggio al cloud di lift and shift, però voglio passare poi a un SaaS. È una cosa diversa, quindi può essere finanziato con un approccio del genere. Sì, va fatto in maniera... Qui presuppone... Questa è una domanda tecnica, certo, consapevole, l'approfondirete nel seminario di venerdì prossimo proprio sul cloud. Di venerdì prossimo e sicuramente diciamo, il percorso è possibile, sì, affermativo. Sono state previste attività di formazione destinate alla cittadinanza? In che termini? Questo probabilmente riguarda l'azione più sulle competenze digitali, sui punti di facilitazione su cui stiamo negoziando e speriamo di riuscire a partire a breve. Vediamo. Luca, ti aiuto, io ne ho viste un paio che erano abbastanza simili e che erano inerenti al fatto che chiedevano se è possibile appunto partecipare per sviluppare servizi sovracomunali o comunque partecipare in modalità una comunità di comuni che partecipa assieme ai bandi. Mi sembra di no, però chiediamo. Dunque, qui la risposta è un po' articolata, nel senso che l'Unione non è un attuatore. Gli attuatori sono i comuni. Quindi il comune aderisce all'avviso e il comune rendiconta. Che cosa può fare un soggetto aggregatore? Può dare una mano nel coordinamento, può anche, se volete, se ne è capace, in alcune realtà più, in altre meno, anche fare da centrale di committenza, ovviamente. Può sicuramente dare una mano, perché questo lo prevede anche la piattaforma da un punto di vista operativo, cioè la piattaforma consente di abilitare, cioè che il rappresentante legale dell'ente può abilitare qualche altro soggetto nella gestione dell'avviso e quindi anche un soggetto aggregato o aggregante può, diciamo, dare una mano funzionale. L'importante da un punto di vista poi di investimento è che ci sia coincidenza tra titolarità del dato comunale, servizio e che l'impatto tecnologico riguardi anche il comune, ovviamente. Ecco perché è articolata la risposta, dipende un po' anche dalla tipologia di servizi, però diciamo d'amblè la risposta non è no, è più sì che no. Ecco, volevo essere chiaro, bisogna cercare di capire quali sono i servizi, ma è possibile, sì. Ci sono alcune domande che riguardano la digitalizzazione degli archivi cartacei, se sono previsti finanziamenti specifici o si possono inserire magari come fase 1 di un approccio al cloud. Anche questo ragioniamolo poi nel seminario dedicato. Okay. È un tema che noi conosciamo benissimo ed è un tema anche di discussione sui tavoli nazionali di rappresentanze ANCI. Il PNRR per sua natura non finanzia come principio generale la dematerializzazione degli archivi, tout court. Se un comune invece che raggiungere gli X servizi che aveva previsto ne raggiunge X-1, la decurtazione è proporzionale oppure no. Non ha raggiunto? Qui, diciamo, Marco, vuoi aiutarmi tu sul punto, visto che sei stato sollecitato tante volte dai territori? Questa è una domanda ricorrente, non è un caso, prego. Sì, no, non è proporzionale, nel senso che nel momento in cui un comune, quindi il soggetto attuatore, aderisce e dichiara 50 servizi, pago PA o PIO che sia, quello è il target che lui deve raggiungere, che dovrà rendicontare. E quindi se ne fa 49,
Se ne fa 49 il finanziamento non verrà erogato. Il motivo per cui, sentendone qualcuno nelle scorse settimane che appunto avevamo notato che aveva già risposto a 50, poi con qualcuno sono riuscito a parlare e alla fine insomma li abbiamo invitati a un'attenta valutazione se quello fosse il numero corretto che loro o insieme al fornitore erano in grado di fare, piuttosto che l'altra strada era anche quella gire per step, no? E quindi quello di poter intanto inserire i primi 30 e poi successivamente, se saranno pronti e se ci saranno poi successivamente degli altri avvisi, la possibilità di aderire successivamente. Quindi la risposta secca è non c'è proporzionale, quindi se ne dichiari 50 devi raggiungere 50. Sì. Allora, ci sono molte domande veramente specifiche sui 3 bandi su cui potremmo pensare di dare risposta anche nei prossimi 10 giorni, visto che abbiamo i 3 seminari. E c'è una domanda se il fornitore può essere la Regione Veneto. No, nel caso di comuni che usano i prodotti regionali cioè non è che noi facciamo fattura, quindi sicuramente questo è un tema che va approfondito anche questo. Verranno rese disponibili le slide, mi sembra che Luca abbia già detto di sì prima, vero Luca? Lo stai storcendo, cioè il tema principale è che davvero la piattaforma è molto più aggiornata di quello che noi stiamo dicendo di fondo, no? È molto più dettagliata. Queste informazioni voi le trovate veramente tutte all'interno della piattaforma, quindi è una bella discussione anche all'interno del mio team questa, perché di fondo il luogo parlante è la nostra piattaforma, che è molto più puntuale di quanto non possiamo essere noi oggi, e soprattutto una volta che vi iscrivete siete aggiornati tempestivamente su tutto quello che accade, avvisi in uscita, tempi, scadenze, soprattutto in una fase iniziale, quindi è importante avere un rapporto diretto con la piattaforma. Le domande specifiche le però c'è una domanda su un bando che non è ancora uscito, che è la piattaforma notifiche digitali. Vediamo la domanda, sono curioso perché mi porto il punto a casa. L'avviso che uscirà a ottobre 2022 chiederà che un tot numero di comuni si candidi per fare da pilota la piattaforma? Cioè, se puoi specificare, se avete degli elementi su cui immagino state costruendo questo avviso. No, domanda interessante, non sono in grado di rispondere, onestamente è un percorso, non è escluso, però non è non posso dare una risposta stabile perché ci stiamo lavorando. Sicuramente ci saranno degli enti sperimentatori, che gli enti sperimentatori però tendenzialmente fanno il mestiere a una logica pre-competitiva e non competitiva. Ok. Se per uno degli avvisi può essere fatto, se il raggiungimento dei risultati di uno degli avvisi è fatto attraverso direttamente la struttura ICT dell'ente, può essere fatto ai sensi di quel mercato, è possibile? Sì, affermativo, sì. E viene finanziata, quindi. Scusate, io cerco di prendere le domande di carattere generale perché poi mi hanno detto che agli altre tecniche preferiscono far rispondere poi ai referenti. Agli obblighi di caricamento di dati nella piattaforma, va bene questo? I valori sono IVA esclusa. I valori sono IVA inclusa. Questo è un punto giusto. Mi sembra una domanda di carattere generale che mi sembra corretta perché tutti quei valori sono IVA inclusa. Sì. C'è una domanda molto generale di che fornitore o intermediario pubblico non la capisco bene, ma immagino che possa magari voler utilizzare già degli attuali soggetti che magari società in house che erano questi servizi verso i comuni. Mi sembra che sia scontato. Il dominus è comune, quindi da questo punto di vista tutto quello che è previsto dal codice degli appalti è applicabile. Ricordiamo anche che il PNRR ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto, questo dovrebbe essere un'altra di quelle semplificazioni a quale il centro ha concorso in maniera determinante. Domanda per il dottor Rigoni. La clausola di disimpegno risorse presente nei bandi e negli avvisi, come va interpretato? Va interpretato nel senso che anche dopo l'approvazione e fissamento del svolgimento dell'attività il contributo potrebbe non arrivare al comune per effetto del mancato parziale raggiungimento degli obiettivi nazionali? No. Se ho capito la domanda, questo sarebbe il cosiddetto patto leonino. Sono obbligato a rispondere per inadempimenti altrui. Impossibile. Ci vuole una clausola specifica. Diciamo, siamo cinici, ma non così tanto. Ovviamente altro è rispetto alle proprie responsabilità. Dico brevemente, è per questo che è previsto poi un fondo nel quale si attiva tutta a cascata una serie di responsabilità. È un po' ragionamento, Luca.
che si è fatto anche in altre logiche di affidamento, come quelle della Convenzione sulle competenze digitali, in cui gli ottimi risultati di questa regione non possono essere, di questa o quella regione, non possono essere messi in discussione dai risultati, no, non ottimali di un'altra realtà. Le spese, vabbè, scrive, spese da la prima parte non la capisco, però la seconda secondo me è interessante. Le spese da rendicontare possono essere anche spese correnti, oppure i finanziamenti coprono solo spese per investimenti. Nel caso occorre prevedere appositi capitoli di investimento in entrata e in uscita per il PNR? Dunque, è una domanda che tiene insieme un sacco di aspetti che riguardano la ragioneria del comune. Esattamente. Quindi, allora, la prima cosa è che va in particolare, io la leggo all'1.2, cioè alla migrazione al cloud, per motivi ovvi, quantità di risorse e anche meccanismi. Quindi va trattata nel seminario dedicato perché ha 1000 sfaccettature. Mi limito a dire che noi abbiamo... La prima nota che io ho scritto è una nota, quando sono venuto da queste parti, è una nota legata all'OPEX e al CAPEX negli investimenti infrastrutturali. È in corso una discussione col MEF, non è una discussione semplicissima, perché ovviamente se vai a toccare la logica OPEX, CAPEX per il cloud, non vai a toccarla solo relativamente al cloud. A cascata abbiamo a che fare con tutte le logiche del bilancio pubblico. Quello che posso dire però è che ci sono, e sono intercorse nei primi mesi dell'anno, 2 riforme puntuali. La prima, le dico malissimo, in maniera sintetica, la prima è il venir meno degli oneri di abbattimento della spesa ICT, degli obblighi di abbattimento della spesa ICT legati al PNRR, quindi diciamo, siamo fuori della famosa spending review che ci ha cotto negli ultimi 10 anni. Il combinato disposto di questa affermazione insieme alla seguente: la possibilità in sede di consuntivo di bilancio di riposizionare le varie poste a bilancio complessivo invariato, cioè mi spiego meglio, laddove era un investimento puoi metterlo in capitale, laddove era un capitale non ti capiterà, lo metterai in investimento. Questo consente un certo aggiustamento delle poste complessive entrate-uscite. È un'operazione, fino a qui siamo arrivati a posizionare, a rivedere tutta la normativa sugli investimenti e in particolare gli investimenti di carattere infrastrutturale, no, non ancora. C'è una domanda di carattere amministrativo, dice solo il la firma del sindaco o anche del suo delegato per fare la domanda, se è stato delegato con una... Allora, intanto le domande devono essere sottoscritte digitalmente solo dal rappresentante legale o anche dal suo formale delegato indicato su PA Digitale? Dal rappresentante legale. Ok, cito questa domanda perché, scusatemi, vedo che è fatta dal Comune di Palermo, il che vuol dire che questo webinar è seguito anche fuori regione e ci fa estremamente piacere. Diamone atto e trasferiamolo anche agli amministratori locali questa informazione. Buongiorno, rispetto alle tempistiche di realizzazione dell'attività, se ad esempio contrattualizzato in 2 mesi anziché in 9, i 7 mesi non utilizzati per contrattualizzare possono essere sommati alle tempistiche consentite per la realizzazione o si sottraggono? No, se ho capito la domanda, no, quelle sono step tassativi. Entro il, a partire da. Entro il, a partire da. Ok, quindi a partire da, nel momento che hai firmato il contratto, partono i 10 mesi per attuarlo. Così. È possibile annullare una candidatura inviata prima della data in cui è prevista la classifica delle ammissioni? Sì, penso di sì, se ho capito la domanda, sì. È possibile di non perfezionare la candidatura non inserendo il CUP. Quindi se non si inserisce il CUP per tempo, la candidatura non viene perfezionata e quindi viene annullata automaticamente. Ok, io visto anche l'orario proverei a chiudere perché poi noi registriamo, copiamo tutte queste domande, magari ve le mandiamo in modo tale che vi preparate quelle più tecniche per gli incontri specifici. Non so se Idelfo magari aveva anche lui qualche domanda o vuoi procedere a chiudere, Idelfo, perché siamo un po' oltre l'orario previsto. Direi che le domande effettivamente vedo che sono molte, ma sono anche frutto anche degli interessi. Continuano anche ad arrivare a flotte, sì. direi.
Io direi le registriamo in ogni caso e poi le facciamo rispondere direttamente ai nostri esperti che abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi. E le risponderemo nei prossimi seminari, per cui eventualmente ne risponderei magari ad una solamente, visto che sono uscite 2 o 3 volte, che parlavano effettivamente della concomitanza col bando innovazione, sul quale stiamo gestendo insieme anche appunto al Dipartimento, ai colleghi che sono qui con noi oggi, per cercare di trovare una soluzione tecnica che permetta di trovare una soluzione win-win, quindi di rispettare sia anche il bando del Fondo Innovazione e anche quello del bando PNRR. Quindi lo stiamo chiudendo in questi giorni qua, nei prossimi giorni vedrete risultanze, voglio solamente tranquillizzarvi che stiamo cercando di gestire la situazione assieme. Devo dire grazie anche al lavoro che stiamo facendo col Dipartimento, quindi ringrazio anche Luca e tutti i suoi collaboratori. No, grazie. Che ci stanno dando. Grazie Delfo, a questo punto anche io devo spendere una parola in questo senso, perché di buona amministrazione. E vi ringrazio rispetto a questo punto in particolare, ho già avuto modo di dirlo in generale rispetto allo spirito di fare le cose insieme. Rispetto a questo punto vi ringrazio del senso civico che avete messo in campo e della grande collaborazione operativa tecnica e quindi anche dei vostri funzionari che si sono messi lì con la testa per cercare di capire dove c'erano possibili sovrapposizioni e opportunità di tutti. Ricordo che in questo di tutti, il tutti è con la T maiuscola perché riguarda il paese e tutti noi come cittadini, sono comunque risorse a debito, queste, che vanno finalizzate nel miglior modo possibile e che puntano a consolidare quanto fatto precedentemente. Solo con la vostra collaborazione, anche rispetto al fondo, stiamo trovando, mi sembra, le strade giuste. Grazie. Grazie Luca di questo. Guarda, io chiuderei anche, chiuderei velocemente perché abbiamo già sforato di una mezz'ora, diciamo, no? Ma chiuderei proprio solo con dei ringraziamenti, perché forse nei ringraziamenti racchiudiamo in realtà tutto il vero senso e il vero valore che stiamo portando avanti con questo percorso. In primis perché l'obiettivo che ci siamo posti assieme non è stato solamente quello di spendere, di far spendere i comuni, ma di spendere bene, spendere soprattutto migliorando la qualità dei nostri cittadini. E in tutto questo, diciamo, noi lo stiamo facendo grazie ai veri attori di questa giornata e anche delle giornate del prossimo giorno. Sto parlando con tutta la collaborazione che abbiamo avuto, grazie anche a voi del Dipartimento, grazie soprattutto ad ANCI Vento che ci sta collaborando con noi, a Vento Innovazione stessa, ma soprattutto anche grazie anche alla rete di responsabili della transizione digitale e anche la rete anche delle autorità urbane e dei soggetti, gli aggregatori per digitali, i SAD, che il Veneto ha investito molto proprio perché rappresentano diciamo il cuore pulsante di un territorio, perché se noi abbiamo sempre ribadito che abbiamo detto anche il nostro assessore, non siamo stati coinvolti molto a livello del Ministero come regioni, noi però abbiamo voluto coinvolgere proprio il nostro territorio perché siamo consci che benché noi conosciamo, diciamo di conoscere il nostro Veneto, ma ci sono persone, ci sono funzioni che conoscono sicuramente meglio di noi il paese e il territorio che sapranno gestire e aiutare a portare avanti proprio questa programmazione del PNRR assieme. Quindi ringrazio tutti proprio perché sarà solamente grazie a loro che riusciremo a portare a casa migliorare la qualità dei servizi proprio dei nostri cittadini attraverso il PNRR, che è il senso che dicevi anche Luca, questi sono risorse a debito. Dobbiamo non pensare di lasciare ai nostri figli, diciamo, questo debito qua, ma di lasciare dei risultati con questi strumenti. Grazie ancora Luca, grazie al Dipartimento, grazie a tutti, ringrazio anche al nostro assessore, anche al Presidente Conte che ci hanno introdotto oggi e niente, ci rivediamo nelle prossime settimane che in maniera battente una volta alla settimana ci troveremo nella speranza di dare risposte a tutte queste domande che ci avete fatto. Grazie a tutti ancora a voi e buon lavoro a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci. Vi manderemo una comunicazione per i prossimi webinar con la newsletter a tutti quelli che sono registrati, di monitorare il sito dell'agenda digitale del Veneto di ANCI Veneto e quindi, oltre ovviamente al sito di PA Digitale 26, ma questo lo davamo per scontato, saremo quindi attraverso questi canali, vi informeremo sui prossimi appuntamenti. Quindi a presto. Buona giornata a tutti.